Signore e signori, buonasera, benvenuti al Comunale di Latte Dolce, dove tra qualche minuto assisterete all'incontro valevole per il campionato juniores regionale tra il Latte Dolce e il Porto Torres. Le squadre sono appena scese in campo agli ordini del direttore di gara, che è il signor Riccardo Pazzona di Sassari. Salutano il pubblico, si può iniziare. Vediamo subito quelle che sono le formazioni delle due squadre. Dicevo, il Latte Dolce gioca con Usai, Corona, Deliu, Salis, Tuseddu, Piras Paolo, Vacca, Ariani, Sogiu, Vitale, Pintus. L'allenatore è Toto Cannas. Il Porto Torres risponde con Sanna, Pala, Secchi, Gianluca, Arrigo, Tola, Usai, Valia, Ballisai, Dedola, Purquido e Valente. L'allenatore è Pino Cossu. Ricordo che il Porto Torres è campione regionale. Saranno i giocatori ospiti in maglia rosso-blu ad attaccare da destra verso sinistra. Si parte Secchi, pallone in area di rigore, attenzione, l'uscita molto bella da parte di Usai che agguanta la sfera, poi c'è il rinvio. Oggi però punizione già battuta, attenzione allo scatto del Latte Dolce, il passaggio in zona centrale, la possibilità di inserimento, il tiro da distanza, la parata con i pugni di Sana, l'azione non è ancora finita. Tentativo di conclusione, vediamo che però c'è forse un giocatore fuori gioco, la palla finisce sul fondo. È affidata a Ballisai, cross pass, attenzione alla direzione avvicinata da parte di Dedola, parata senza problemi di Usai. Tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione, va Ariani, tira direttamente in porta Ariani, attenzione, grande la risposta da parte di Sanna, bella. Come siamo agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco, risultato che non cambia qui al Comunale di via Leoncavallo, Latte Dolce 0, Porto Torres 0. In questo momento infatti arriva il fischio del direttore di gara, si va al riposo, sotto il 0-0, reti inviolate, anche se interci per i secondi 45 minuti di gioco. Tutto è pronto per l'inizio di questa ripresa, si parte, attenzione, il pallone in centro per Porquido in area di rigore, potrebbe calciare il Porquido del tiro a giro, la palla che finisce sul fondo, buona questa. Si dispongono i saltatori in aria del Latte Dolce, il cross di Porquido in rigore, la deviazione ravvicinata, non riuscita da parte di Usai, dovrebbe essere il centrale difensivo che infatti recupera la posizione. Zona centrale, attenzione, possibilità di scatto di Porquido, salto no, Porquido in rigore, va a calciare con destro il tiro di Porquido, la grande risposta. Calcio d'angolo battuta, attenzione alla palla in area di rigore, poi c'è il tentativo di conclusione, palla sul fondo, ottima questa chance sui piedi del numero 11 Valente. Nuovo cambio nel Porto Torres, dalla bandierina va Porquido, come al solito il cross, secondo palla in aria, il colpo di testa, il gol! Porto Torres in vantaggio 1-0, realizzato proprio dal capitano, il numero 7, Valia, sblocca il punteggio. Una inzuccata sotto misura, è stato bravissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vediamo un Pino Cossu, raggiante in panchina, Porto Torres che si porta in vantaggio. Decisivo questo gol da parte di Valia. Distanza comunque ragguardevole, vedremo se calcerà direttamente in porta il giocatore. Dovrebbe essere Pintus a calciare. Tutto è pronto, chiamano la tattica di fuorigioco i giocatori del Porto Torres. Parte Pintus, il tiro di Pintus in area di rigore, il tiro e il gol! E il gol, clamorosa pappera da parte del portiere del Porto Torres, e quindi la formazione di casa pareggia, direi meritatamente per quanto visto finora, 1-1. Vediamo scatenata l'esultanza del giocatore sassarese che va a raccogliere l'abbraccio adesso della sua panchina. Quindi meritato il pareggio del numero 8, anzi scusate, è stato il numero 8 del Porto del Latte Dolce a segnare il gol dell'1-1, esattamente Ariani, molto bravo da Porquido. Tutto è pronto, parte Porquido, tiro di Porquido e gol! Che gol ha fatto Porquido! Un sinistro che è andato a infilarsi alla sinistra del portiere del Latte Dolce, 2-1 per il Porto Torres, ancora una volta sul calcio piazzato, si porta in vantaggio la squadra di Pino Cossu. Sentite l'esultanza dei giocatori rosso-blu per questa posizione di Porquido, bravissimo davvero, ha infilato il giocatore del Porto Torres, sicuramente uno dei giocatori di maggior talento, dietro il capitano il Porto Torres, Valia, dalla bandierina Valia, il cross, la pallina di rigore, il colpo di testa e il gol! E sono 3-1 per il Porto Torres, ancora di testa, incredibile!
calcio piazzato letale, terzo gol del Portotorres che a questo punto chiude la partita. Vediamo chi è stato l'autore della marcatura, il numero 18 Perrone, dovrebbe essere stato lui, non è entrato in campo, ma raccoglie l'abbraccio dei compagni anche del numero 11 Valente. Bello questo abbraccio tra due giocatori che si sono andati in campo in questa gara, con Manca, lancio in avanti di Manca, attenzione allo scatto in avanti, la parte di Perrone, arriva il fischio finale del direttore di gara. In questo momento finisce 3-1 per il Portotorres che spugna il Comunale di Leoncavallo e quindi vince questa gara 3-1. Lo stato finale, si abbracciano i giocatori di Pino Cossu, lo stato davvero importante, vittoria preziosissima. Grazie a tutti per averci seguito, escono a campo stremati i giocatori del Latte Dolce che sicuramente hanno dato il meglio in questa gara. Grazie a tutti per l'attenzione, alle prossime partite del calcio giovanile sardo da Sassari. Da Primo Marazzo un ringraziamento a tutti per l'attenzione, alle prossime.